Non vorrei essere un sottofondo. Vorrei che la mia musica fosse l'unica cosa importante, almeno nel tempo in cui la si ascolta. David Gilmour. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes. Nelle precedenti 3 puntate 12 concorrenti si sono sfidati. Hanno ricevuto il voto tecnico della giuria e hanno cercato di conquistare il pubblico da casa. Ci saranno riusciti a tal punto da aggiudicarsi i loro voti? Siete curiosi di sapere come stanno andando le cose finora? Andiamo a scoprire assieme la classifica parziale tra questi 12 concorrenti. Fumetti Scazzati 3.83, X-Road 4.16, Riccardo Mazzon 6.56, PNG 6.76, Next Stop 6.80, The High 6.90, Fist of Rage 7, Glare 7.33, Krampus 7.66, Insanity Fair 7.83, Only for Two Nights 8, Matteo Pascotto 8.96. Ah, dimenticavo, questi voti sono solo quelli della giuria. Per sapere la classifica complessiva, con anche i vostri, dovete seguirci nelle prossime puntate. The Groove Factory Contest. Artisti solisti e gruppi musicali si sfidano portando la loro musica davanti ad una giuria. 24 sfidanti, 4 per ogni puntata, si affronteranno nel corso di 6 appuntamenti per conquistare l'accesso alle 2 semifinali. Gli 8 semifinalisti dovranno in seguito contendersi il diritto di entrare in finale. Solo 4 saranno i posti a disposizione e solo uno sarà il vincitore. Conosciamo chi giudicherà i concorrenti di questa prima edizione del The Groove Factory Contest. Cindy, cantante professionista per Cindy's Project, ha partecipato al programma di Italia 1 Operazione Trionfo. Stefano, batterista di professione e direttore della The Groove Factory Music Academy. Alessandro, conoscitore della storia della musica moderna, musicista per passione e imprenditore. Se non siete d'accordo con la giuria, potete dare anche voi il vostro parere. Basta andare sul sito www.thegroovefactorycontest.it, accedere alla pagina Vota il concorrente preferito e seguire le semplici istruzioni. Oppure mandate subito una mail con il codice del vostro concorrente preferito a band@thegroovefactorycontest.it. Siete pronti? Da ora fino alla fine della puntata. Vi ricordo che il vincitore del contest porterà a casa un premio del valore di 5.000 euro composto da la registrazione di un disco presso gli studi della The Groove Factory, la realizzazione del CD completo di booklet, la stampa e distribuzione del CD tramite i circuiti musicali Musical Box Store, un servizio fotografico, la realizzazione del videoclip di un brano. Altri 4 concorrenti sono pronti sulla griglia di partenza. Saranno all'altezza di questo duro compito? Conosciamoli insieme. Vididule Project, Deadly Clash, Gabriele Borsato, Soquadro. È arrivato il momento. Cominciano le esibizioni. Ascoltiamo il primo gruppo in gara oggi. Ciao, siamo la Vididule Project. Abbiamo Nicolas, bassista, Umberto alle tastiere pianoforte, Stefania al flauto, Gianna alla voce, sono io alla voce corno inglese, alla chitarra Daniele e Fabrizio alla batteria. Siamo un gruppo che abbiamo... quanti anni abbiamo? 2 anni? Sì, quasi 2 anni che... Sì, insomma siamo giovani ancora. Nasciamo appunto con questi spettacoli teatrali che uniscono prosa, scene teatrali e musica.
Siamo della fascia collinare quasi, Sì, quasi sì, tutti, sì. insomma, a Sì, parte sì. Gianna che viene dalle Stizza, tutti quanti in provincia di Udine. Abbiamo conosciuto il contest grazie a Nicolas che è arrivato un bel giorno a prove con, sì, tutta colpa sua, con il bando e ha detto ragazzi è ora di fare qualcosa. Che dire? Televotateci! Ciao a tutti! Ciao a tutti. Ciao. Ciao.
bene. Per cui Poi è sempre un po' difficile quando ci sono strumenti flauto, quando c'era un caldo, la Madonna. e poi l'emozione anche riscalda, no? Quindi sì, però Dai. gran bella esperienza. E quindi votateci! Votateci! Votate la Vididule Project. Io ho finito l'altra settimana con i Krampus e adesso mi ritrovo con i Vididule e sono un po' stordito dal cambio di genere, dal cambio di genere. Però bello anche questo. Dobbiamo fare alcuni commenti anche perché l'esecuzione e il genere di musica lo richiede, quindi io partirei dal maestro Palaferri che ci dirà qualcosa. Che non sono Alessio. Che non c'è Che non sono Alessio. Ok. Guarda, sicuramente per quanto mi riguarda, musicalmente non sono molto precisi, hanno abbastanza carenze a livello ritmico e secondo me mancava un po' di cattiveria. So che la maglietta di oggi e anche la sua, vuoi la mia? credo, e forse anche la sua, sono un po' fuori argomento, però anche in questo genere qui, che comunque è considerato dalla massa tranquillo, sempre no, da riposino, da divano, può avere comunque le sue dinamiche, no? Può essere Ecco, comunque... magari quello si mancava un po' di dinamica. Mancava un po' di dal punto dinamica, di vista, secondo sì. me, sì. Possono fare sicuramente molto meglio, gli manca un po' di cattiveria. Cosa dici? Beh, su questo sì, io per la dinamica concordo. Sì, bisogna vedere anche che questo qui è un acquarello messo lì, carino, a me non piace, devo essere sincero, non piace molto anche come te Cindy Il l'uso della cantato lingua, dialettale, qualsiasi il cantato dialetto esso sia. Però intanto è stato Assolutamente. fatto secondo me bene perché gli è stata data una metrica diversa, sembrava quasi inglese. Se non ti concentri infatti sull'ascolto delle parole Diventa ma quasi inglese. puoi anche non capirlo subito che è un dialetto, o perlomeno magari chi non conosce questo dialetto può immaginarlo come qualcosa Un gallese, sì, una cosa così. Però una cosa etnica. Però molto affascinante l'uso degli strumenti. È bello sentirli anche di qui dal vivo, sentire un oboe o un flauto è sempre un'esperienza bella, gradevole. Comunque vuol dire anche un po' di ricerca, no? Vuol dire Strumenti ricerca, nuovi, non scontati, questo sicuramente vuol dire è anche positivo. una preparazione. A livello compositivo il pezzo mi è sembrato una cosa abbastanza classica fatta da chi la musica la sa. Mi hanno ricordato un po' Carlos Núñez, quelle cose un po' delle Asturie, di queste cose qui. Ok, li promuoviamo. Sì, buoni. Il prossimo concorrente? Una band tutta al femminile. Ascoltiamola. Ciao a tutti, noi siamo le Deadly Flash, veniamo da Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno. Suoniamo, io praticamente da 2 anni sono con loro suonano già dai tempi che anno era? Non so. 2005. Ecco, io sono arrivata 2 anni e mezzo fa. Come genere facciamo un genere tipo stile rock anni 80 e nuova generazione rock. Appunto siamo tutte femmine e oggi abbiamo un nuovo partner del gruppo, nostro supporter, che è Gino, il piattino. È qua, povero. Ecco Gino. E cos'altro dire? Io sono Barbara e suono il basso. Ecco, io sono Federica alla voce. Ilenia alla batteria. Luisana alla chitarra. Abbiamo conosciuto il contest appunto tramite Facebook e siti internet girato per bene col computer. E speriamo di piacervi e quindi votateci e rock and roll. Ciao!
antimatter of obscurity. Whoa, what is I think about sweat? Yeah, brought some of me and report my blood. Whoa, what is I think about sweat? Whoa, I'm kind of bad. Eccoci qui. È andata bene, sì. Ci siamo divertite un È sacco. andata bene, sì. Piccolo errorino sulla solo, ma vabbè. Non si è Ma sentito. Votateci se vi siamo piaciuti, votateci rock and roll. Noi siamo Dead the Clash, il nostro codice di voto non lo sappiamo, però votateci e vai. Un saluto al nostro manager che fa sempre quel shock. Deadly Clash, le più cazzute di tutti i gruppi che sono arrivati qui. Grinta veramente da vendere, un po' di cose da mettere a posto, però il suono c'era. A me mi sono piaciute. Adesso sarò curioso soprattutto Infatti di io Parto volevo... io? la Cindy. No, a livello di Mettiamo la suono donna prima. chi esce la chitarra. E se tu guardi solo le mani, vabbè, per me la chitarra è uomo, lo dico subito. Però se tu guardavi solo le mani, sembrava di vedere le mani di un uomo, come pennate, come movimenti, e questo mi è piaciuto. Gli stai facendo un complimento. Sì, è un dai. complimento. Continua il giro, adesso siamo Poi- curiosi. Siamo partiti dalle No, mani. oggi parto Siamo così. partiti dalle mani, adesso andiamo. Io prendo Voce, appunti. voce, mi sembrava di vedere Courtney Love. Proprio come presenza scenica ci vedevo lei un casino e quindi mi è piaciuta, proprio anche questo movimento dello sguardo era proprio Courtney Love. Poi pezzo carino e mi sono piaciute, cazzute, Brava. ci sto. Ci No, stiamo, no, a ci stiamo noi tutti, no? sì, Molto- sì. un po' di vita, Sì, è arrivato un po' di sì, vita anche sì, qua. sì. 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 Poi attenzione, di solito le band di sole donne non sono Ah, no. tanto belline. Qua sono tutte belle e questa è una cosa Molto bene. che Noi eravamo funziona. contenti, infatti per quello No, abbiamo no, fatto di solito non sono tutte parlare belline, te. invece queste sono proprio 4 belle ragazze, cioè vestite bene, fighe, bello, Era bravo. un po' un ritorno negli anni 90, Sì, no? sì, Questo- sì, mi piace. un po' i Guns N' Roses al femminile, no? Quasi. Oddio, A dai, io ci livello scenico, no? rivedo un po' di più veramente Più le capillo. Paul magari. Le Hall, bravo. Strumentalmente molto bene, basso, chitarra. La batteria essenziale quanto basta. Se riuscisse a fare qualche lezione non gli starebbe Sicuramente le farebbe bene. No, Io la vorrei vedere animale ma sulla proprio, batteria, proprio. ma glielo diciamo proprio nel Sì. senso buono, Tirare perché, fuori la cattiveria grazie a un po' di- perché Cattiva, ma proprio cattiva. batterista, non restare indietro rispetto agli altri. Vero, vero, vero. Cattiva. Quindi Deve cattiva, spingere, deve spingere trova un un sacco. maestro buono. Siete d'accordo con la giuria? Continuate a votare mandando un'email con la vostra preferenza a band@thegroovefactorycontest.it. Non è detto che chi è solo sia mal accompagnato. Salve, sono Gabriele Borsato, vengo da un paese in provincia di Treviso, suono da quando ho 12 anni, quindi sono passati quasi 20 anni ormai. Il genere che propongo è un pop rock italiano, molto personale. Il contest l'ho conosciuto tramite un contatto in Facebook, mi sono iscritto per provare a mettermi in gioco e gareggiare, tra virgolette. Soprattutto ho trovato molto interessante come vi ho organizzato questo contest, con persone penso serie, insomma, sia chi organizza sia chi fa le riprese, fa le foto, manda in onda in TV tutte queste cose. Sono pochi i concorsi che lo fanno.
e lo fanno in maniera seria. Votatemi appena avrete sentito la canzone, spero vi piaccia. Ciao ciao. Dimmelo tu, dimmelo tu. Dimmelo tu, dimmelo tu. Dimmelo tu, dimmelo tu. Dimmelo tu, dimmelo tu. Ci son giorni che non so cos'è e cambiare più niente si può. Tu vuoi stare lontano da me e non so come mai alla fine però torni qui da me e mi prendi di nuovo. Chissà se resterai, chissà se mai. Dimmelo tu, dimmelo tu, dimmelo tu cos'è. Chissà se resterai o per sempre volerai da sola. Dimmelo tu, dimmelo tu. Quanti sogni di me che non sai, con te l'unica donna per me. Vorrei fossero rose per te e io so come mai ogni sera perché torno qui da te e ti abbraccio di nuovo. Chissà se resterai, chissà se mai. Dimmelo tu, dimmelo tu, dimmelo tu cos'è. Chissà se resterai o per sempre volerai lontano, lontano, lontano. Chissà se resterai, chissà se mai. Dimmelo tu, dimmelo tu, dimmelo tu cos'è. Chissà se resterai o per sempre volerai da sola. Chissà se resterai, chissà se mai. Dimmelo tu, dimmelo tu, dimmelo tu cos'è. Chissà se resterai o per sempre volerai, o per sempre volerai. Chissà se resterai, chissà se mai. Dimmelo tu, dimmelo tu, dimmelo tu cos'è. Chissà se resterai o per sempre volerai, o per sempre volerai. Chissà se resterai, chissà se mai. Bene, nonostante l'emozione abbia giocato la sua parte, penso di aver esibito bene la mia canzone. Poi mi metto in mano della giuria, che speriamo sia stata clemente nel valutare la mia esibizione e la canzone. Mi sono trovato bene comunque sia a livello audio, sia a livello di organizzazione, penso sia stata una bella esperienza. Votatemi, votatemi, votatemi. Un saluto a tutti. Cindy, dimmelo tu. Dimmelo tu.
Dimmelo tu. Parto io oggi, vi dico io. Dimmelo tu. Allora, il pezzo, per quanto riguarda il pezzo, perché qui abbiamo cantante, musicista e pezzo, quindi due cose vi dico. Pezzo, secondo me, nel suo genere può funzionare. Secondo me sì, ci sta. Per quanto riguarda il cantato, il cantante, come suggerimento magari gli darei quello di vedere, di spostarlo in un altro range, quindi trovare un'altra tonalità magari più adatta alla sua vocalità, al suo range, quindi di capire in quale posto sta la sua voce, quindi di lavorare su quello. Questa è la cosa proprio. Tradotto dovrebbe abbassarsi un po'. Secondo me sì. Sì. Quindi era un po' è un troppo, po' al limite, era un po' tirato. Secondo me sì, è troppo al limite, tirato. il suono va dove non deve andare e potrebbe anche rischiare di compromettere anche altre Quindi cose. la respirazione, sì, tutto secondo quanto, me poi sì, si proprio crea il cercare dove mettere la voce. E questo pezzo dove lo mettiamo? Radio, TV? Cosa gli facciamo fare? Ma ci sta, film, Da vi film, suggerì, ho una sentito colonna qualcuno, nell'aria, sì, cioè. dai, come colonna sonora di questi film adolescenziali. Attacchiamo sì. due lucchetti a qualche... Sì, ci può stare, ci può stare. Colgo questa voce che ho sentito nell'aria e ci può stare. Ci può Sì, stare, sì. veramente. Secondo me sì. Diciamo che sicuramente il batterista va a tempo questa volta. No, secondo me è un po' peccato anche per lui, come anche l'altra volta per l'altro ragazzo da solo, la mancanza di una band vera. Secondo me mancava anche qui. Cioè, Oggi li sento, quando no? manca il suono, Anche lui non arriva la pacca. C'è un ascolto diverso C'è un ascolto sicuramente, diverso. quindi un arrivo diverso, quello sì. Sì, magari ci mettiamo un po' più sul divano, accendiamo la TV, ce lo ascoltiamo come colonna sonora di un film. Secondo ci me sta. sì, può Un po' meno da starci. palco forse, no? Poi insomma questo dimmelo tu, Dimmelo ce lo tu. ricordiamo, quindi. Ok, ormai ditecelo voi. No, il ritornello è buono, è piacevole, eccetera. Sicuramente rimane, no? Sicuramente il pezzo rimane. Non aggiungo diciamo molto nient'altro. perché in realtà non c'è molto No, da aggiungere. Per cui Ce lo dirà lui. ce lo dirà lui. Volete un po' di pop rock? Eccolo pronto per voi con la prossima band. Ciao, noi siamo il Soquadro, veniamo da Strano Decimo, Pordenone, sia come abitanti sia come sede del luogo in cui suoniamo, facciamo prove, facciamo pop rock e musica nostra, insomma, infatti la scelta è ricaduta su questo tipo di concorsi perché possiamo veramente cercare di far sentire quello che proviamo quando suoniamo, quando cantiamo e questa è una grande cosa, infatti abbiamo scelto apposta questo tipo di concorsi perché oltre alla serietà che ci è parsa già dalla pubblicità, diciamo, è veramente una grande occasione per poter dimostrare quello che valiamo e che cosa facciamo. Ci presentiamo, io sono Andrea, il cantante, Mattia, il bassista, Michele, il batterista, Matteo, il chitarrista. suoniamo insieme da 4 anni e mezzo, perché il gruppo è stato fondato il 4 gennaio del 2007. Ci siamo trovati subito affiatati sia come diciamo musicisti che come amici, è la cosa più importante. Se non facciamo così schifo, votateci. ciao. Ciao. Tu sei qui per me, lo sai, stai con lui ma pensi a me, scoprirò se sarò mai l'amore che tu non hai, che tu vorrai. Tu sei qui per me, mi vuoi, ma adesso dentro
l'amore che tu non hai, che tu vorrai. Chi se ne frega se a scuola non vai, se in curva ti stringe a lui. Chi se ne frega se fai un anno con lui, prima o poi lo bisogno di me. Fatto finalmente, finito. No, non vi siete resi conto che quando devi giocarti tutto in una canzone fai quasi più fatica che non fare una serata intera di 2 ore. Poi siete voi che incrementate la tensione, 1000 telecamere a destra e a sinistra. A casa votate sì, va amorosa, io sono l'unico da solo, vabbè. Ciao. Ciao. Abbiamo sentito l'ultimo gruppo di oggi, Soqquadro, un sano pop rock italiano, suonato con voglia, con grinta, musicalmente mi è sembrato comunque apprezzabile. Mi è piaciuto molto il cantante, la voce genuina, cioè è venuta fuori come doveva venire fuori. Sparo tutto e dopo parlate voi. Sì, vai. Quello che posso dire, purtroppo la batteria era un po' statica, secondo me avrebbe potuto colorire bisogna smettere, secondo me, in generale nella vita di legarsi al click e concentrare solo sul click, sul metronomo in cuffia, no? Cioè suonare col gruppo, c'è poco da fare, mancava secondo me un po' quello a livello ritmico, però per fortuna c'era un bassista che compensava molto, personalmente. Per cui c'era questo, sarebbe bastato poco per colorire molto di più il pezzo e renderlo ancora più bello ciccione, no? Da un punto di vista di suono, però bravi, il pezzo mi è piaciuto. I testi purtroppo qui non riusciamo a sentirli molto bene, perché sarebbe bello anche quando cantano in italiano e hanno il coraggio di scrivere in italiano, sarebbe bello anche commentare magari un attimino anche quello, però qui il suono ci arriva un po' ridondante, quindi si intuisce qualcosa. Però un po' più live così, no? Sì, è molto live. Secondo me il cantante comunque anche a presenza scenica era quello molto più presente, molto band leader in questa situazione rispetto agli altri. Gli piace, si vede che gli piace fare il frontman in questo caso, e si assume anche delle responsabilità da un punto di vista vocale importanti. Concordo in tutto,
A partire, vabbè, tutto il discorso che hai fatto prima per quanto riguarda il lavoro di dinamica, che magari sarebbe il lavoro di suono, di groove, proprio di compattezza, di corposità di lavoro. Per quanto riguarda invece il cantante mi piace come presenza scenica, come voce, come timbrica, un bellissimo timbro, mi piace anche il modo in cui usa la voce. Ci sono piaciuti? Sì, ci sarebbe da lavorare un po' più sul suono proprio del pezzo, come hai detto tu, più ciccione, no? Perché stando qui si avverte proprio, sì, si avverte queste cose che... E un'altra cosa, penso sia stato uno dei, se non l'unico forse, cantante che ha fatto come se avesse avuto 200 persone qui davanti, non solo noi tre. E questo mi è piaciuto, è da premiare secondo me. Eccomi qua, vi sono mancata? Volevo ricordarvi che solo 8 tra tutti i 24 sfidanti parteciperanno alle 2 semifinali, gli 8 concorrenti che avranno ottenuto i voti più alti. Vediamo cosa ha deciso quest'oggi la nostra giuria. Anche oggi siamo arrivati alla fine. La prossima puntata sarà domenica 24 aprile. Segnatevelo in agenda. Io ci sarò, i concorrenti anche. Voi non potete mancare. Ci vediamo tra 2 settimane. Ciao ciao! I walk this empty street on the